Se si può trovare qualcosa di positivo in questa occasione è il fatto che il tutto sia avvenuto di notte e quindi non abbiamo avuto per ora almeno danni alle persone. Downburst, il fenomeno meteorologico che si è abbattuto sul comune di Spresiano nella notte. Lingue di vento con raffiche fortissime si sono infilate sui tetti di diversi capannoni, scoperchiandone una parte. Alle piscine Le Bandie della frazione Lovadina il danno più impressionante. La copertura è stata in parte sradicata, alcuni pezzi sono stati scaraventati a terra. Impianto pronto per l'apertura, già duramente provato da 2 anni di Covid, piegato dal peso di costi esorbitanti di gestione, ora il maltempo ha fatto il resto. Dopo questi 2 anni che abbiamo attraversato un periodo veramente disastroso, questo ancora qualche giorno di chiusura per noi è molto significativo. Con le squadre di protezione civile e i tecnici comunali al lavoro fino al mattino il vice sindaco Roberto Fava. L'obiettivo fin da subito è stato quello di liberare i tombini dal fogliame e le strade dai rami caduti, oltre che drenare l'acqua che ha allagato il sottopasso. C'erano alberi ovunque sostanzialmente, le strade quelle maggiormente colpite erano un tappeto di fogliame e di erba e in pochissimo tempo si sono intasati ovviamente fossi, strade sono allagate, avevamo un sottopasso della ferrovia anch'esso allagato e le squadre della protezione civile si sono subito costituite e io sono rimasto fuori tutta la notte con loro. Un albero ha schiacciato un'automobile, un altro è caduto davanti alla scuola media, uno vicino all'oratorio. Davanti alla palestra della scuola il vento ha abbattuto anche un lampione. Danni anche in comune dove la scossalina che drena l'acqua piovana è stata sradicata. È mancata la corrente in via 24 maggio a Visnadello, oltre che un laboratorio di maglieria, che è un laboratorio importante, c'era un'abitazione con una signora che aveva l'ossigeno e una macchina attaccata alla corrente per l'ossigeno. Eravamo pronti a intervenire con un gruppo di continuità perché ovviamente la signora non poteva stare e attendere, per fortuna alle 10 è ritornata la corrente. Colpite duramente anche le colture a Spresiano, le immagini arrivano dall'azienda agricola Schievene. Oggi anche qui è stato il giorno della conta dei danni. Il comune in queste ore sta predisponendo tutta la documentazione per fare domanda di stato di calamità.